Don Angelo Moncelli ha festeggiato 50 anni di ordinazione sacerdotale. Domenica 9 giugno, nella chiesa di Santa Restituta a Sora, è stata celebrata una Santa Messa a cui hanno partecipato parenti, amici e parrocchiani di Don Angelo, parroco presso la parrocchia di Santa Maria Assunta a Terelle da ben 48 anni e contemporaneamente da 10 anni anche a Belmonte Castello. In questi 50 anni è stato sempre vicino alle sue comunità, è stato per oltre 25 anni cappellano militare ed ha svolto il suo servizio sempre con passione e dedizione. È con immenso piacere e gratitudine che mi rivolgo a voi oggi, carissimi, in occasione del mio 50° anno di sacerdozio. È un traguardo importante che non avrei mai potuto raggiungere senza il vostro costante sostegno e la vostra preziosa presenza e a volte pazienza nella mia vita. In questi 5 decenni ho dedicato la mia vita al servizio di Dio e delle comunità. Ho accompagnato molte persone nelle gioie e nei dolori. Ho celebrato sacramenti sono segni tangibili dell'amore di Dio. Ho predicato la sua parola con passione e dedizione. Ogni momento condiviso, ogni preghiera elevata insieme ha arricchito la mia vita e il mio ministero. Il mio impegno e la mia generosità sono stati un esempio per tutti noi. Sono profondamente grato a Dio per tutto ciò che mi ha concesso di fare per tutti e per il sodalizio. Oggi voglio ringraziare voi tutti per il vostro continuo sostegno e dedizione al servizio della Chiesa e della collettività. Il vostro impegno e la vostra passione mi hanno permesso di crescere e di progredire e vi sono grato per tutto ciò che avete fatto e continuate a fare per tutti. Che Dio benedica voi tutti e vi protegga in questo giorno speciale, che mi dia la forza e la saggezza per continuare a servire il Signore e a servire voi tutti con amore e con impegno. Grazie carissimi collaboratori per tutto ciò che avete fatto nelle mie insistenze. La vostra presenza e il vostro sostegno sono un grande dono per me e per tutto il gruppo qui raccolto. In questi 50 anni di ministero sacerdotale ho avuto il privilegio di camminare al vostro fianco, condividendo contentezze e sofferenze, speranze e paure. Sono grato per ogni momento trascorso insieme, per ogni sorriso ricevuto, per ogni parola di conforto e di incoraggiamento. Sono consapevole che essere sacerdote non è un compito facile, ma voi mi avete sempre spronato a dare il meglio di me stesso, a essere un buon pastore, un vostro amico, una guida per le nostre comunità. Mi avete insegnato tanto con la vostra fede sincera e generosa, con la vostra disponibilità ad accogliere la parola di Dio e a metterla in pratica nella vita quotidiana, in ogni circostanza, in ogni momento. Ringrazio Dio, i miei confratelli sacerdoti, i collaboratori pastorali, i volontari che dedicano il loro tempo e le loro energie al servizio della Chiesa e tutti coloro che mi hanno aiutato, sostenuto lungo il cammino e sopportato. Un grazie a tutti voi carissimi amici. In questo giorno speciale desidero rinnovare il mio impegno a essere un pastore fedele e umile, una guida spirituale attenta e compassionevole, un testimone gioioso del Vangelo. Continuerò a pregare per voi affinché il Signore vi benedica e vi custodisca sempre nel suo santo amore infinito. Voglio ringraziare mio padre e mia madre per avermi dato la vita e consacrato a Dio. Ringrazio tutta la mia famiglia, Ioli, senza il cui aiuto e
collaborazione non avrei potuto ottenere i risultati avuti. In occasione del raggiungimento dell'importante traguardo, ha organizzato un momento di festa con amici e parenti, donando i suoi regali a favore dei malati. Don Angelo ha infatti deciso di acquistare delle attrezzature sanitarie che verranno donate all'ospedale Santissima Trinità. Il nostro augurio a Don Angelo Moncelli è di continuare ancora per molti anni il suo servizio pastorale tra la gente.